Il fantasista portoghese ha avuto l'opportunità di lasciare il Manchester United durante l'ultima sessione di mercato, ma ha scelto di restare fedele al progetto del club. In mezzo alla profonda crisi vissuta dai Red Devils, Bruno Fernandes ha ricevuto l'occasione di cambiare aria. Nonostante 3 offerte concrete, il centrocampista offensivo ha preferito dire no a proposte milionarie e continuare la sua avventura a Old Trafford. Stando a quanto riportato da Talk Sport, il numero 8 portoghese è stato contattato da 3 squadre saudite, tutte legate al fondo sovrano dell'Arabia Saudita. Ciò nonostante, il capitano del Manchester United ha deciso di credere nel piano di ricostruzione guidato da Ruben Amorim. Al-Hilal, Al-Nasser e Al-Ittihad hanno messo gli occhi su Bruno Fernandes. A inizio estate, l'Al-Hilal ha presentato un'offerta da 100 milioni di sterline, circa 735,9 milioni di real brasiliani, per il giocatore, che a sua volta avrebbe ricevuto un contratto dello stesso valore. Il portoghese ha rifiutato, convinto di poter contribuire al rilancio del Manchester United nella stagione 2025-26 e desideroso di restare competitivo in uno dei maggiori campionati europei in vista del mondiale negli Stati Uniti, Messico e Canada. Nonostante ciò, i club sauditi non si sono arresi. L'Al Nasser è tornato alla carica con una proposta simile, aggiungendo l'attrattiva di lavorare con connazionali come Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e João Felix. Ma anche in questo caso, Bruno Fernandes ha detto no. Negli ultimi giorni del mercato inglese è stata la volta dell'Al-Ittihad, che ha provato a strappare il portoghese al Manchester United. Tuttavia, il club di Laurent Blanc ha già raggiunto il limite massimo di stranieri nella Saudi Pro League, rendendo necessaria una cessione per poter accogliere il giocatore. Il mercato saudita resta aperto fino a mercoledì 10 e i club del Golfo potrebbero tentare un ultimo assalto. Ma Bruno Fernandes si è mostrato fermo nella sua decisione di non lasciare il Manchester United. Arrivato nel gennaio 2020, il portoghese è diventato non solo il leader tecnico della squadra, ma anche una figura centrale nello spogliatoio. Non a caso, lo scorso anno ha rinnovato il contratto fino al giugno 2027, con opzione per un'ulteriore stagione. Da allora, ha ricevuto diverse proposte per lasciare Old Trafford. In campo, sotto la guida del tecnico portoghese Ruben Amorim, ha giocato in una posizione più arretrata, ricevendo alcune critiche per questo nuovo ruolo. Dato che il Manchester United non è riuscito ad acquistare un giocatore di alto livello per connettere difesa e attacco, Bruno Fernandes ha dovuto adattarsi e coprire quel vuoto. Anche se sacrificato tatticamente, il portoghese continua a essere decisivo per i Red Devils. Nonostante le difficoltà del club e le critiche ricevute, Bruno Fernandes continua a mostrare grande professionalità e attaccamento alla maglia. La sua leadership in campo è evidente non solo per le statistiche, ma anche per l'atteggiamento che trasmette ai compagni. È uno dei pochi giocatori della rosa a non aver mai abbassato il livello di intensità, anche nei momenti più complicati della stagione. La sua decisione di restare al Manchester United non è dettata solo da motivi sportivi, ma anche da un senso di responsabilità verso la squadra e i tifosi. Bruno è consapevole del proprio ruolo all'interno del progetto e vuole essere protagonista nella rinascita del club. Para mais informações, gli azzurri curti se iscreva e ativa notificações.